È stata una bella donata, diciamo, è stata abbastanza anche partecipata. C'è soddisfazione nelle parole del presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Angelo Bizz. L'84esimo raduno sezionale delle penne nere vittoriesi è stato un successo, per di più baciato dal sole. In migliaia si sono riversati in piazza e lungo il percorso dedicato allo sfilamento per applaudire gli alpini. 2.900 iscritti, 19 gruppi. La sezione di Vittorio Veneto è tra le più consistenti numericamente parlando. Un prologo, ci auguriamo, per quella che potrebbe essere la cosiddetta Dunata del Piave, che coinvolge già da un punto di vista progettuale, speriamo poi anche effettivo, i comuni di Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano e Valdobbiadene. Dopo la 3 giorni del raduno nazionale all'Aquila e il lungo weekend trevigiano per il raduno Triveneto, un altro impegno per le penne nere contrassegnato da molti eventi collaterali. Ogni domenica un appuntamento e così sarà per quasi tutta l'estate. Il 4 e il 9 luglio prossimi a Refugio Locatelli prima e sul Falzarego poi i momenti significativi per commemorare gli episodi della Grande Guerra. Per il 2017 l'ANA vittoriese potrà contare sull'appoggio del Comune. Un impegno gravoso, ma che questa amministrazione si accollerebbe, io spero di poter usare anche si accollerà volentieri. Penso che valga sicuramente la pena affrontare un impegno del genere, lo meritano gli alpini e lo merita anche la città. Sempre sull'attenti e sempre pronti a rispondere alla chiamata, i volontari delle penne nere oggi chiedono ordini di servizio chiari e inequivocabili. In merito alla richiesta di disponibilità per affrontare l'emergenza profughi, ieri il presidente Bizz è stato cristallino. La mia idea era quella di far capire ai nostri che ci comandano, ai nostri governanti, che devono essere molto più chiari. Sono molto disponibili a aiutare, però aiutare nella concretezza, non nelle chiacchiere.